Come Regione Veneto noi abbiamo subito attivato tutte le procedure e i mezzi e i uomini per alleviare quello che hanno subito le popolazioni e i paesi di quel territorio, a cui va tutta la nostra solidarietà. Naturalmente come Consiglio regionale vedremo e capiremo anche nelle prossime settimane come possiamo essere vicini a queste popolazioni, ma soprattutto a come riuscire a rendere comunque il mese d'agosto, che dal punto di vista anche turistico è fondamentale per quei territori, renderlo comunque appunto tranquillo. Però un ragionamento generale va fatto anche sulla veramente contestualità ormai troppo frequente con cui queste bombe d'acqua interessano il territorio veneto, ma anche il territorio direi nazionale ed europeo. Quindi alcune misure, alcuni interventi magari di attenzione, di prevenzione vanno messi in moto proprio soprattutto per non causare vittime, ma soprattutto anche per non avere zone del nostro territorio così pesantemente colpite ogni mese ormai. L'ho denunciato più volte la censura che c'è stata sul tornado della Riviera del Brenta. Abbiamo visto qualche giorno fa che per 330 alberi fiorentini l'attenzione dei media nazionali è stata massima. Mi auguro che in questo momento, registrando purtroppo 3 vittime, anche l'attenzione dei media non solo locali ma soprattutto quelli nazionali sia posta su questo evento e che ci sia anche un'attenzione governativa immediata. Non possiamo aspettare, ripeto, in un mese particolarmente delicato dal punto di vista turistico per la zona del Cadore dobbiamo fare interventi e mettere in moto quelle sinergie per riuscire a dare tranquillità ai turisti che frequentano queste zone.